Va ora in onda Auto da Fè, un mondo senza testa, una testa senza mondo, un mondo in testa. Conoscevo come adesso ed ego non mi absolvo neanche quando mi confesso dei peccati che ho commesso. Un'auto da Fè. Eccoci qua, teleascoltatrici, teleascoltatori, tutti quanti uniti insieme a Max Del Papa, che vedo già collegato video telefonicamente, audiofonicamente con noi. Buongiorno Max e grazie Eccoci per qua. essere qui. Allora, oggi ci dedichiamo peraltramente in apertura della nostra trasmissione, poi torneremo su una cosetta che abbiamo fatto con molto gusto, direi con molto sugo, per omaggiare il nostro nume tutelare di oggi, perché se non c'è sugo fa schifo, come diceva un grandissimo autore italiano che tutti conoscono per una sua specificità, ma che noi amiamo ricordare perché scrisse anche niente po' di meno che Una vita di Ugo Foscolo nel 1878, oltre a osservazioni in appendice a 30 lettere di Giuseppe Giusti. E io vorrei sottolineare queste eccezionali opere che credo tutti abbiamo letto prima di diventare quello che siamo: La vita di Ugo Foscolo e le osservazioni in appendice a 30 lettere di Giuseppe Giusti. All'interno di quest'opera magna, straordinaria, che ha formato la coscienza civile dell'intera nazione, si trova questa frase memorabile, secondo me, che abbiamo scelto per guidarci oggi: se non c'è sugo fa schifo. Si tratta naturalmente dell'immenso, grandissimo Pellegrino Artusi, che nacque il 4 agosto del 1820 nello Stato Pontificio, figlio di un droghiere agostino detto Buratel, cioè piccola anguilla, e di Teresa Giunchi, nativa di Bertinoro, come recita l'impareggiabile Wikipedia piena di errori. I genitori avevano avuto ben 13 figli, 9 femmine e 4 maschi, questi ultimi tutti morti in tenera età, eccetto Pellegrino. E già uno che viene fuori così doveva essere straordinario, tanto da cavar fuori la massima di giornata, che a noi, carissimo Max, ci serve a niente praticamente, no? Perché è tutto uno spunto per arrivare da tutt'altra parte. Però Pellegrino Artusi aveva anche delle gran bellissime basette, oltre a tutto, diciamo, aveva dei basettoni straordinari. E io mi ricordo che una delle prime opere che io scrissi quando mi dedicai all'arte letteraria, io ho scritto 0 libri nella mia vita, mai pubblicato uno, però insieme a un collega studioso, esperto, molto acribioso, diciamo così, scrivemmo un libro dei basettoni in quarta ginnasio, ritagliando anche con sommo diletto, ti puoi immaginare, dei nostri genitori a casa, le stupende enciclopedie tipo la Treccani, le cose eccetera, che avevamo in casa, dove trovavamo basettoni ritagliavamo. Con grande gioia dei nostri genitori, che avevano pagato a rate quelle monumentali enciclopedie. Ti ricordi che c'erano le enciclopedie una volta, no? Quelle di come carta no. proprio, no? Io ho Ma ancora la UTET in sì, casa. Arriva fino al 2000 e qualcosa e poi è finita lì perché la storia si è fermata, no? Come diceva Fukuyama. Quindi, diciamo, ritagliando, abbiamo composto un libro meraviglioso, che purtroppo è andato perduto, anzi io approfitto delle onde radio e televisive perché chi l'avesse trovato per caso questo libro dei basettoni ce lo faccia riavere, lo porti qui in radio, che ne faremo una parola. è difficile, è difficilissimo, però se non c'è sugo fa schifo, come diceva Pellegrino Artusi, per cominciare la nostra conversazione. Allora, Max, io direi che ne abbiamo già dette abbastanza di cose utili e interessanti, potremmo anche chiudere la trasmissione qui, a dire il vero, no? Non so se tu sei d'accordo, però voglio citare il tuo ultimo libro, Noi non ci salviamo, che quanto a sintesi gareggia fortemente con l'Artusi, quanto a Con sintesi. Artusi, sì. C'ho i basettoni. Prima c'era la foto e c'era scritto sotto Giulio Cainalca. Eri tu, c'eri i basettoni. Uno che si collegava e dice com'è cambiato. Diciamo che ha sviluppato il gusto del retro questo soggetto qua. Certo. Allora, Noi non ci salviamo, se non l'avete letto leggetelo, il libro di Max Del Papa che gareggia con Pellegrino Artusi e vince. Sul fil di lana mi sa che hai vinto tu la gara È letteraria. perché c'è sugo. Perché c'è sugo in questo libro, e se non c'è sugo, Perché sugo c'è. se non c'è sugo fa schifo. Siamo perso, non dico nulla. Allora, no, è meglio non dire nulla, è meglio non dire nulla perché comunque non ci salviamo. No, noi non ci salviamo, questo è fuori di No, ma dubbio. nessuno. Duraminga diceva quello là.
Allora Max, non ci tutelano. Sì. Senti, facciamo una piccola cosa. Intanto noi abbiamo avuto il piacere sabato scorso di fare un reportage dal Casoretto che è andato in onda, è andato in onda lunedì. Credo sia stata una cosa, qui torniamo, diciamo, ci disartusiamo un attimo e credo sia stata una cosa interessante per chi ci ha seguito, perché intanto diciamo ti dà uno spaccato storico che ha avuto una sua luce di attualità recentemente, perché sono state riaperte le indagini su una vicenda, una delle tante vicende mai risolte nella storia italiana, il duplice omicidio di due ragazzi giovanissimi, ovvero Fausto e Iaio, in quella appunto di via Mancinelli al Casoretto, vicino al centro sociale, al famoso centro sociale di... Di Leoncavallo. Esatto, del Leoncavallo, il centro sociale per eccellenza milanese. Poi abbiamo fatto anche una deviazione, sempre lì vicino in via Montenevoso, e diciamo, si snoda un'altra delle tappe oscure della storia della Repubblica, il covo delle Brigate Rosse, oggi occupato diciamo, da tutt'altri abitanti, diciamo così, e infine da quelle parti là era venuta su anche la stella, si fa per dire, di Renato Vallanzasca. Quindi era un quartieretto interessante per molti motivi. Era anche un quartiere, diciamo, popolare, no? Nel senso in cui si intendeva quartiere popolare una volta a Milano. Oggi è un po' tutt'altra roba, diciamo. Il panorama, diciamo, circostante è molto cambiato. È cambiata la struttura, tra virgolette, produttiva, economico-sociale del quartiere, no? Rispetto al quartiere dove sei nato tu, peraltro, dove hai vissuto tu per tanti anni. Quindi io partirei da qui, partirei anche coinvolgendo subito i nostri ascoltatori per avere un feedback, un ritorno, un giudizio su quello che è andato in onda lunedì nel corso di Auto da Fè dalle 10 alle 11, cioè il nostro, devo dire, piccolo reportage, perché fatto in economia veramente, con un telefonino usato come videocamera, venuto anche bene tra l'altro da un punto di vista estetico-tecnico, diciamo così, si può sempre far meglio, però insomma con poca spesa abbiamo fatto un piccolo viaggio ed è un modo secondo me molto interessante di usare il mezzo radiotelevisivo, radiofonico, insomma siamo sempre più immagine e video anche come radio, da tanti anni ormai a questa parte lo si sarà sempre di più, però questa qui è una maniera molto, molto plastica, molto facile per raccontare pezzi di città. Sarebbe uno strumento a disposizione facilissimo per raccontare una città come Milano, no? Milano si può raccontare in tanti modi, basta girare, vedere, e registrare e tu hai un racconto di una città. Io non so perché questa cosa qui venga un po' trascurata anche dai grandi mezzi di informazione, no? Perché alla fine loro hanno molta struttura tecnica in più, ma quello che conta è il sugo, come ci ricorda Pellegrino Artusi, perché se non c'è sugo fa schifo, no? Cioè se non c'è sugo, se non c'è sostanza, e la sostanza la catturi a prescindere dal mezzo, no? Tutto sommato, con un telefonino oggi puoi fare tutto. Allora, abbiamo anche conosciuto due ascoltatori di questa radio in quell'occasione, perché siamo andati a mangiare il mitico spaghetto da Angelo, via Casoretto 9. Ovviamente, quello no? Sempre, quello no. Ecco, quello non manca mai. Non manca mai. Ecco, allora, parte del quartiere. Comincio da te. E allora, adesso parlando un pochino più approfonditamente, ogni volta che tu torni a Milano, che impressione hai? E ogni volta che tu torni nel tuo quartiere, al Casoretto, come abbiamo fatto l'altro sabato facendo questo servizio, cosa vedi, cosa senti, cosa valuti, cosa ti torna? E poi c'è la storia in sé, appunto, di una vicenda giudiziaria che si riapre, ma non so se si riapre per avere una verità. Abbiamo espresso le nostre considerazioni anche durante il reportage, no? Sei stato molto chiaro anche su questo, però insomma ti lascio la parola su tutto questo e invito anche contemporaneamente, fin da subito, coloro che avessero visto il nostro reportage o volessero comunque dire la loro, anche a intervenire. Le linee le apriamo subito, 02 92 94 7222, oppure fate avere le vostre considerazioni via WhatsApp, anche audio, al 340 6709 659. Max, su tutti gli argomenti, la Milano che era, il tuo quartiere che era e quello che è, e il reportage medesimo e la vicenda giudiziaria a Fausto e Iaio. Sì, ma non ci vanno per i quartieri, perché per un motivo molto semplice, perché costa un po' di fatica e bisogna saperlo fare. Adesso non dico che noi abbiamo improvvisato tutto. Scusami se ti interrompo, non è per interrompere, ma proprio per dialogare scioltamente, però fatica di che? Cioè se tu fai sto mestiere qua,
cioè fatica. Allora noi non potremmo andare a Roma, per esempio, perché non ci abbiamo il quattrino, no? Camminare. Ecco, non ci abbiamo il quattrino, non possiamo fare reportage da Padova, da Roma o da Torino tanto facilmente. Ma se stiamo qua a Milano, come stiamo, come sto in questo momento, ma la cosa vale per tutti e due, allora diventa abbastanza semplice poter fare un'operazione di questo tipo. E Milano è una città che si presta a essere raccontata e a mettere in luce tanti aspetti critici o anche positivi della nostra contemporaneità, no? Milano è un caleidoscopio, come si dice, un teatro che può raccontare molte cose, moltissime cose, in positivo, in negativo. So, ma cioè, è questo meglio non ci vuole è meglio che fatica. non le racconti. Appunto, allora perché? La fatica perché parlo di fatica fisica, di camminare. Il giornalista è cambiato, morfologicamente è cambiato. Il giornalista si alza da lì solo per andare alle feste o per andare in televisione, piglia il taxi, oppure se c'è Garlasco dove non risolveranno niente, allora vanno tutti lì. Ma la fatica di andare per un quartiere a infilarci, a capire come è fatto, a mescolarsi, quella non la fanno più. I capi servizi e i direttori non ti ci mandano. Quelli che arrivano adesso, quelli nuovi, non lo chiedono, non si prestano perché non hanno voglia, perché preferiscono cercarsi lo sponsor di turno, politico di turno da riverire. E quindi, insomma, io sono partito, mi sono fatto 6 ore di macchina, poi, come sai, sono sceso, sono arrivato lì e ci siamo fatti 2 ore di passeggio. Con mia grande gioia, perché quello era il mio posto, il mio quartiere, che però non esiste più, cioè esiste sempre, perché i quartieri poi mantengono una loro memoria storica evocativa, quindi io tutti i fantasmi, tutte le suggestioni le trovavo ancora, però era anche molto strano rimettersi lì dopo 47 anni, 50 anni. Io ci sono andato nel 68 in quel quartiere, ci sono nato, poi sono stato 2 anni via a Cologno Monzese, poi sono tornato dal 68 all'81, poi sono andato via un altro anno, poi sono tornato dall'83 all'84, insomma una vita. Quindi figurati se ogni pietra di quel quartiere, ogni angolo non mi dice qualcosa. Però venire lì a commentare a 61 anni vicende che mi lambivano, mi travolgevano quando ne avevo 14, è tutto uno stravolgimento. E allora lì si sarebbe potuto fare un altro reportage nel reportage, cioè a capire quanto è cambiato quanto è cambiato quel quartiere di Città Studi, Lambrate, Casoretto, e come è cambiato, se è cambiato in quale direzione, in meglio, in peggio. E io posso dirti che sono stato lì 1 giorno e mezzo, come sai, ho girato anche poi con il nostro amico Tony. Io mi sono fatto 2 calcoli. Di 1000 persone che vedevo camminare, tanto non è vero che questi sono andati al mare, questa cosa offensiva, la gente è andata al mare e non è andata a votare. Primo, non è vero. Secondo, andare al mare in una domenica di giugno non c'è niente di cui vergognarsi, questi hanno rotto i coglioni. Il referendum l'hanno perso perché era una boiata, non lo dovevano pigliare, e perché la gente si è data una salvata, come si dice a Roma, perché a Milano io giravo, su 1000 persone ne trovavo 997 che non erano, non dico milanesi, ma non erano più neanche italiane. Cioè, Milano, se tu la vedi anche a distanza di 2 mesi, di 3 mesi, la trovi cambiata. Milano è Londra. Cioè questa è la tua percezione, Max? Tu dici addirittura a distanza di 2 o 3 mesi ti cambia sotto agli occhi. Non è ma non è una percezione, a contarli è statistica, ci raccontano un sacco di balle sul fatto che a Milano la convivenza è il 10%, no, quale 10%? Ora ammetti pure che gli italiani chissà perché saranno stati tutti in casa tra sabato e domenica, però insomma tu giri per 1 ora a piedi in macchina, di gente italiana ne trovi 2, 3, 4, per lo più vecchi, cioè Milano è una città controcolonizzata, presa dal lontano del mondo, che sia lontano dell'Asia, che sia lontano dell'Africa. Questa è la verità. E un italiano te ne accorgi perché quando passa a orecchie basse, a coda bassa, a occhi bassi,
che è anche meglio non guardare tanto in faccia, tanto negli occhi. La città è totalmente colonizzata ed è Londra, è Bruxelles, è Amsterdam, ti devo dire. Quindi sarebbe da raccontare quello, però poi se racconti quello rischi di imbatterti in delle risposte che non piacciono tanto, non tanto a chi ascolta o a chi legge, ma a quelli che fanno i giornali, e i giornali li fanno solamente per delle funzioni e delle prospettive di potere servili politiche. Allora bisogna dare la narrazione che a Milano c'è l'integrazione, ci vuole il referendum, bisogna accorciare i tempi per conseguire la cittadinanza, c'è il cardinale Zuppi, sono pochi, tutte palle. Quindi si potrebbe fare, nessuno ha fatto un servizio come abbiamo fatto noi per vedere, tu vai in giro, è molto semplice, vai in giro un'ora per Milano col telefonino, vedi quanti ne trovi, da lì vedi se ha senso proporre un referendum demenziale o criminale come quello che ha fatto il PD / 5 Stelle / Forza Italia. Allora, Luigi che vogliono la cittadinanza accorciata. Luigi da Treviso ci allora scrive. non lo fanno. Ci scrive Luigi da Treviso: ho apprezzato molto il vostro reportage di sabato, ben fatto anche dal punto di vista delle riprese video, che peraltro veramente ci voleva poco perché ha fatto tutto il telefonino, si può dire. E ho visto Max in gran forma. Complimenti. Questo diciamo per rintuzzare le tue invece autopercezioni. Anche Luciana da Muggiò ha apprezzato molto e la saluto e la ringrazio. Mentre un amico ci manda una foto dell'enciclopedia I15, qualcuno se la ricorderà, un'enciclopedia della Mondadori di tanto tempo fa. No, il discorso è anche che secondo me Milano, Max, rispetto a tanto tempo fa, anche quando ero studente io, cioè ormai parliamo praticamente di fine anni 80, inizio 90, si è anche involgarita molto, cioè la qualità, continuano a dire che questa qui è la città che ha fatto l'Expo mitico, no? Per carità, alimentare, cibo e tutto. Guarda che ma tu come allora, a parte Angelo che è un mondo a parte, diciamo è il nostro rifugio, tra virgolette, per lo spaghetto aglio olio, peperoncino e tante altre cose. Angelo è milanese ma è cinese. Ecco. E qui bisogna dire, cioè, ha messo il meglio delle due culture. No, però se io vado, la media è se orrenda. Io vado in un bar se io vado in un bar a 200 metri, come è capitato, io pago 25 euro, 2 spritz e un toast diviso in due, ma i 2 spritz non sono spritz, sono acqua di ghiaccio. Sì, appunto. Non ti portano una cosa, 2 spritz con acqua di ghiaccio, un toast bruciacchiato in 2, senza i tovagliolini, senza una vaschetta di roba, senza niente, cioè sono delle cose che qua dove vivo, che ci sono 14.000 persone qua, si vergognerebbero anche solo a pensarle. Cioè tu dici faccio un aperitivo, portami qualcosa, e non ci abbiamo niente. Sono andato in una pasticceria lungo via Porpora, era l'1:05, mi hanno detto no, la caffetteria è chiusa. Ma tu la domenica mattina chiudi la caffetteria all'1. Quindi sì, la città la trovi molto involgarita, molto buttata via, molto buttata là. Tante piste ciclabili, tante fregnacce, tanto walk che insiste e resiste. Però gli italiani quando li trovi a orecchie basse e se tu ti siedi in un posto non ti danno niente e te lo danno pure male, questa è la verità. Allora noi potevamo fare sì un altro reportage diverso, perché quello che abbiamo fatto è storico. Sì. Ho parlato solo io per raccontare di cose di 50 anni fa. Però sarà bello incontrare la gente e dire come mai stai qua? Perché non mi porti niente di buono? Perché fa schifo? Perché è tutto buttato là? Perché tutto è fatto male? Perché a domenica gli unici negozi che stanno aperti sono quelli dei kebab o comunque quelli degli islamici? Come mai? O i mini market del Bangladesh. Ecco, adesso, dai, allora io capisco, va bene, c'è bisogno perché, però qui si invertono i termini della questione.
Gli italiani si sono arresi e allora questi che sono subentrati ci vedi, però la città la tengono viva loro, non la tengono viva, la tengono aperta per i traffici loro, va bene, è meglio viva che tutto chiuso, tutto vuoto, tutto morto, però questo è il risultato di una, sì che c'è una sostituzione, cioè ci stanno solo loro e agiscono solo loro, però agiscono pure male. Non hanno una cultura imprenditoriale, per carità. Poi il Guarda, bottegaio bravo, se tu esci, simpatico c'è, ma in linea di massima è meglio che non entri lì. se tu esci dalla circonvallazione interna, quella più o meno dei vecchi navigli, diciamo, sei in una città del terzo mondo ormai quasi, più o meno, A me insomma. pare di sì, confermo, cioè non ci vai lì dentro, cioè, perché andare poi in un negozio, andare a fare la spesa è anche un'esperienza sociale, non è solo riempire il carrellino. C'è gente che ci andava per passare un po' di tempo, per passare la domenica. Ora, vabbè, o vai nei centri commerciali, che peraltro stanno in crisi, o trovi queste bottegucce qua. Buon per loro, benissimo, meglio lavorare che non fare niente, però dietro cosa c'è? Dentro cosa c'è? Come viene accolto? Cosa trovi? Qual è la qualità complessiva? È una città da terzo mondo, che va verso il quarto però. Ha voglia di. Con prezzi Dopo io lo capisco che quelli della ZTL sono tutti per l'accoglienza, sono tutti per lo ius soli, sono tutti per la cittadinanza abbreviata, per forza, perché loro pensano che l'accoglienza mica la fanno loro, la fanno quelle della cerchia intorno e sbagliano perché tanto arriva pure lì da loro. Max, abbiamo una telefonata 02 92 94 7222, pronto? Sì, ciao Giulio, buongiorno Max, sono il Walter. Mitico Walter. Eccolo qua. Sei in cammino tu. Eh sì, sono al 17esimo e lo sapevo io. 30 metri, il 17esimo chilometro. Eccola lì, sta camminando, lo so. Sì, no, per carità. E c'è anche vento, Walter, c'è anche vento. Sì, aspetta che tolgo l'auricolare. Sì, c'è meglio, un pochettino di vento, ma è lungo il fiume. Volevo dire questo, il reportage l'ho visto, mi è piaciuto, mi sono piaciuti molti le memorie di Max con i rimbalzi storici e di eventi, quindi è stato molto interessante per quello. La cosa che voi state dicendo di queste città, io vivo in un paese abbastanza piccolo, però non cambia molto, è questa. Io sono un camminatore, passo molte volte per i centri dei paesi e la mia tendenza è sorridere e salutare le persone. Ecco, su 10 persone alle quali sorrido e saluto, me ne rispondono in 2. Questo è un segnale proprio esplicito del livello di convivenza, convivialità. Io sono stato a Sydney perché mia figlia ha abitato là per 12 anni e la differenza che ho visto appena arrivato in città e sono uscito a camminare è che tutti sorridevano. Cioè io non sapevo chi cazzo fossero, questi uscivano dai palazzi, dagli uffici, ti sorridevano e ti salutavano. Cioè, secondo me quello lì è un segnale importantissimo. A Milano, se tu penso, non lo so perché non lo faccio abitualmente, ma se tu saluti una persona, questo è facile che ti fermi. Che cazzo vuoi? Chi sei? È garantito. Oppure ti guarda come un matto, ma questo parla da solo. Sì. Questo è un segnale chiarissimo del livello. E poi vabbè, quello che avete detto nel servizio è stato tutto bello, tutto molto interessante, che mi ha dato spunti. No, sai che cosa, Walter? Poi ci siamo anche conosciuti, no? Perché tu, dobbiamo dirlo per onestà, che sei venuto a mangiarti lo spaghetto da Angelo, no? Ci siamo anche visti di persona. Era una cosa che volevo fare da tempo, che continuavo a chiedere, quindi appena me ne avete dato l'opportunità. Spero che tu non te ne sia pentito, tra l'altro. No, mi è piaciuta tantissimo la serata e spero si possa ripetere. Ecco, ancora. Detto questo, però tu hai toccato un tasto molto interessante. Se c'è un'altra telefonata, forse. Intanto grazie, perché poi riprendo il tuo discorso, perché mi sotto un certo punto di vista. Grazie, Walter, buona camminata. C'è un'altra telefonata. Pronto? Ciao. Buongiorno a tutti, sono Luca di Pioltello Rider. Buongiorno. Senti, buongiorno, io vivo sulla strada. Sì. Vedo Milano, che non è che la vedo adesso, sì. Diciamo noi della Lega, già è 30 anni che vedevamo il degrado, adesso è arrivato proprio a uno stato che spero che sia reversibile, ma non lo so. Io vado a fare le consegne, ho paura a fare le consegne a Milano. Ho lavorato in una ditta dove facevo i turni di notte con il furgone e
ci rifiutavamo di andare in via Padova dopo certi orari, o ci rifiutavamo di andare nella parte di San Siro, Piazzale Segesta, eccetera, perché è pericolosissimo, è veramente pericolosissimo. Passavo tranquillamente in via Padova, mi è stata lanciata una bottiglia senza motivo, è andato tutto fuori controllo. Dall'altra parte del mondo, quello che sta facendo Trump è quello che dovremmo fare anche noi di qua, cioè non è più possibile parlare, qui la soglia è stata passata. Non pensate che sono un rider, di solito il rider viene raffigurato in un immaginario con problemi, eccetera. No, io sono una persona che ho avuto anche delle attività. Primo sentito via Porpora, ho avuto un grosso bar tabacco in via Porpora a 16 anni. Gli italiani hanno mollato le attività perché si sono andati a innestare dei meccanismi di controllo veramente, alcuni seri ma molti sciocchi, dove vieni continuamente bombardato. Allora gli italiani hanno lasciato, la mia famiglia ha deciso basta, ci ritiriamo, e ci siamo ritirati. No, controllo tu intendi burocrazia, robe di questo tipo? Sì, ogni momento ero sotto, siccome via Porpora è una via di passaggio, sì. è una delle tante vie in Milano sì. che può essere a nord, a sud, a est, a ovest, eccetera, ero continuamente, ogni 15 giorni, e l'ASL, e l'ufficio dell'INPS, e il controllo dipendente, cioè era veramente diventata una disperazione. Poi è cambiato il mondo anche del commercio, sono arrivati questi senza regole, è stato accettato per un lungo periodo che questi non avevano regole e combattevano contro gli italiani che invece avevano le regole. Ultimamente sono stati fatti giustamente e correttamente in ritardo dei controlli, infatti vedi che i sushi adesso sono degli imperi, non sono più quei baracchini sporchi. Che poi dietro cosa c'è a questi sushi non lo so, perché mi sembrano troppo grossi, soprattutto come si esce un pelo da Milano nell'Interland, sono enormi, non sono più capitali di piccole famiglie. Qui dovrà qualcuno interessarsi di queste cose. Mi permetto di aggiungere una cosa: io faccio il rider, sono italiano, ho una casa di proprietà pagata, ho dei mezzi di proprietà senza debiti né niente, insomma arrivo anche da una famiglia che una volta eravamo i sciurotti. Poi anche una mia decisione, vista l'età, di non lavorare più in maniera impegnativa. Però ho una concorrenza sleale, un covo di clandestini, perché arrivano, le viene dato un account farlocco da qualcuno che è già stato qui e lavora presso un'azienda, per cui ha questo account, e si può sconfiggere questa cosa solo facendo la ritenuta immediata alla fonte, come se fosse una ritenuta d'acconto di un bel 20%, così cade il caporalato del 22%, perché costa quello il 22% che fa il Trump, caporalato. quello che voleva fare Trump, e gli si sono messi contro tutti a Los Angeles, in California. Quello che fa Trump. Qui noi abbiamo il per problema stroncare che questi movimenti rider qua. che vedete, scusi se mi permetto, prego. rider che vedete sono praticamente, quando gli ho detto ma scusa, se tu dai il 22% le tasse, io pago tasse, io mica scemo, io mica pago tasse. Ecco, questo qui è la mentalità, e non sono 10 o 20, qui parliamo di migliaia di persone che con questo caporalato arrivano, rimangono anni nel silenzio, sembrano nel senso per bene che non delinquono, va bene, facciamo che non delinquono, però creano un problema. Poi riescono a avere le documentazioni, non so come fanno ad andare tutti in Portogallo, perché sembra che il Portogallo sia la patria delle patenti e di non so che cosa, a me non me lo dicono, cioè faccio fatica a intercettare queste cose, tanti anni che faccio il rider. C'era un tizio che fa il rider che aveva un CAF a Milano e si rivolgevano a lui per tante cose, adesso sembra che ha avuto problemi e si è ridimensionato, però a me non mi dicono niente perché è molto chiusa questa cosa tra di loro. Faccio fatica a sapere queste cose. Comunque, con una ritenuta del 20% alla fonte di questo lavoro e magari anche di altri che non conosco, si risolverebbe parecchie delle persone che abbiamo qui irregolarmente devono tornare a casa perché non possono anche pagare il caporale. Allora, io vi ringrazio tanto per avermi dato questo spazio. No, grazie a te perché hai messo in fila una serie di cose molto interessanti. Sono le 10:32. Max, poi le vorrei riprendere queste due telefonate nei vari punti perché meritano molto. Tra pochissimo. Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura. La tua radio. Lo amiamo.
perché ci offre sempre le cose più buone e naturali. Linea Alberto Acerbis! Eccoci qua, cari amiche e cari amici di Radio Libertà. Oh, l'estate è arrivata, sembra che ci siamo, sembra che qualcosa stia cambiando, un pochettino di sole fa bene alla salute, fa bene allo spirito, fa bene a tante cose. Però in questo periodo, cari amici di Radio Libertà, cosa succede? Ma dai la bruschettina, ma dai la patatina, ma dai quello lì, ma dai quello là, e chi soffre di problemi gastroesofagei, quindi penso al bruciore di stomaco, al reflusso, alla pancia gonfia, alla cattiva digestione, all'amaro in bocca. Queste qua sono stagioni un po' particolari perché lo faccio io, lo farete anche voi, si mangia un pochettino di più, si assaggia un pochettino di più. Allora vi consiglio una cosa, però potete chiedere informazioni qui chiamando 030 68 40 408, anche perché è una produzione limitata, un prodotto naturale gastro-free. Il nostro integratore alla bava di lumaca gastro-free per tutti quelli che hanno iperacidità, bruciore di stomaco, cattiva digestione, reflusso gastroesofageo. È una cosa meravigliosa, un successo straordinario. 59 euro in offerta stamattina, 59 euro, 3 flaconi. Per ordinarlo chiamate lo 030 68 40 408. Lo prendete prima dei pasti o dopo i pasti, ma però per queste cose non vi costa nulla. Chiamate 030 68 40 408. Chiedete di Miriam, è lei esperta negli integratori. L'abbiamo fatta studiare anche per quello, quindi vi dà delle risposte chiare e certe. Integratori non sono medicine, ma aiutano tanto. 030 68 40 408 per una primavera e un'estate un po' più bella, oppure olioacerbis.com, andate sulla sezione integrazione alimentare. Grazie, alla prossima. Rieccoci in onda con Max del Papa, ma anche con una telefonata che era rimasta in attesa durante la pausa pubblicitaria, per cui la sentiamo subito. Pronto? Buongiorno. Buongiorno Direttore. Buongiorno a lei, prego. Io sono Davis e buongiorno a Max del Papa. Io chiamo da Malaga, molta stima e seguo con molto interesse Max del Papa, veramente un grazie per tutti i giovedì lo seguo sulla vostra radio. Allora, io sono nato a Milano e cresciuto a Cinisello Balsamo. E andavo a scuola a Milano, è vero quello che dice Max, lui addirittura dice che ogni 2 giorni cambia a Milano, ma veramente, perché io ogni anno vengo a fare un giro con mia moglie che stanno i miei 2 figli, ma io mi ricordo l'anno scorso sono andato a fare un giro dove ho studiato in via Alquino, che era praticamente, si vedeva il Vigorelli, sì, e non c'è più niente, anzi quello è City Life addirittura adesso, è diventata una cosa pazzesca, ma anche i quartieri, ma anche a Cinisello vai in giro, vai nei negozi, sono tutti del Bangladesh, non ci sono più neanche i negozi che vendono gli arancini che andavamo a comprare, i panzerotti, non c'è più niente, è una cosa che poi andare in centro da Cinisello per andare in Duomo devi spendere in 4 o 16 euro di metro all'andata. No, cioè tra andata e ritorno devi spendere 16 euro, ma in macchina non puoi andare perché non sai dove lasciarla. È veramente una cosa che non invivibile. Io non so come si potrà ribaltare la situazione, ma mi sa che va peggio, va peggiorando. Datemi una speranza. Grazie anche al nostro amico. Allora, grazie anche a te, ascoltatore da Malaga. Allora, anche questa roba qui ha un suo senso, perché l'accessibilità e la vivibilità di una città sono state anche condizionate da queste follie qui dell'area C, dell'area B, del paga. E oltretutto, diciamo, il costo dei trasporti è comunque, forse non è a livello di altre capitali europee, ma siamo lì, insomma, alla fine stiamo arrivando lì, con una vivibilità e una fungibilità dei servizi anche di trasporto molto meno efficiente di quella di tante altre grandi città europee, questo va detto. Per cui anche lì siamo peggiorati, con la scusa, non so, dell'ambiente, dell'ambientalismo, che poi alla fine è tutto quattrino, perché basta che tu paghi, puoi entrare ovunque, no? Anche questa è una cosa che non ha alcun senso, secondo me, ma rende una città
a blocchi, diciamo ancora più odiosa da vivere quotidianamente e dispendiosa. Quindi questo è un aspetto. Però Max, se te sei d'accordo, io adesso vorrei riprendere un pochino i punti sottolineati dai due ascoltatori, dai 3 ascoltatori che abbiamo sentito. Perché tra l'altro, guarda, quando tu fai un passaggio, ecco, questo mi veniva da pensare, non so se sei d'accordo anche tu, ti faccio questa premessa, predomanda, diciamo, rispetto alle questioni che sono emerse in 3 telefonate. Intanto io trovo magico questo mezzo, perché basta aprire una discussione basata sulla realtà e vengono fuori una quantità di spunti, no? Ma reali, veri. E tu potresti da questi spunti costruire una serie di trasmissioni che già mi balenavano nella testa mentre parlavano gli ascoltatori, no? Cioè tu puoi fare una serie di documentazioni, di reportage, di inchieste, chiamali come vuoi, non è quello un problema di nome. Puoi fare tante belle cose di racconto di verità, partendo da quegli spunti che ci hanno dato gli ascoltatori. E questa è una cosa magica, straordinaria. È una linea editoriale facilissima da seguire, perché basta seguire la realtà, la verità, quello che dicono le persone e cercare di capirla, di documentarla, di vederla. Non so se sei d'accordo sulla potenza straordinaria che c'è in 3 telefonate. A me sono venute 50 idee, no, Max? Non ti sento più. Ti sei mutato, come si dice con orrido neologismo. Non si sente più il tuo audio. Eccolo. Ci sono. Forse sì, adesso ci sei. Ecco. Ok, no, dicevo, benissimo, vedi, qui è il reportage che viene incontro a noi. Siamo fermi, ma vengono gli spunti. Bisogna saperlo fare, però, almeno questo piccolo, in questo senso, bisogna sapere essere credibili, fare in modo che la gente quando ti chiama capisca che si fida, che non gli passi fregature. Allora ti regalano la loro esperienza, i loro spunti. In particolare il secondo, il rider che ci ha chiamato, ha fatto per me un discorso perfetto, totalmente lucido, totalmente oggettivo. No? Bisogna intanto dire che a Pioltello non vivono perché c'è una madrassa. La cosa interessante è che tu, attraverso un'osservazione che fa lui, puoi capire anche quello che sta facendo Trump, come dicevi tu. Assolutamente. Quindi diciamo... E puoi capire anche perché in Italia non lo fa nessuno, non lo vogliono fare. Al di là adesso di tutti i discorsi, i trasformismi, gli appelli, ma non lo vuole fare nessuno. Vabbè, tu dici Trump in America lo può fare, beato lui. Lo può fare, ma anche perché lo fa. Cioè, quello che diceva Fichte. L'uomo è ciò che deve. Se dice non posso è segno che non vuole. E questo è tanto più vero per la politica. Loro possono chiuderci tutti dentro per ragioni sanitarie che dicono loro, però poi dopo non hanno nessuna voglia, nessun coraggio, nessuna decisione per prendere delle... L'ha detto lui, cioè all'italiano lo seppellivano di controlli, di burocrazia, di rappresaglie finché quello molla. A quegli altri per 10, 20, 30 anni li lasciano liberi. No, poi te mi devi spiegare, mi devi nella totale assenza di ogni controllo. Mi devi spiegare poi come, diciamo, puoi garantire il rispetto delle regole in certi tuguri che popolano, che sono sempre più diffusi ormai in questa città. Ma non li vedevano? Non li vedono quelli? Non lo sanno che cosa c'è dentro? Non lo sanno che sono cellule dormienti? Lo sanno. Però la sicurezza italiana si è sempre basata dal lodo Moro in poi sul fatto che noi vi paghiamo, vi corrompiamo, vi lasciamo liberi di fare i vostri cosi e voi in cambio non ci fate casino. Ecco, tra l'altro, c'è un modello per dirne discutibile ma che adesso non regge più. Non lontano dal nostro rifugio c'è una roba del genere, no? Lì a 2 passi. Tra le altre cose. Vabbè. Per dirne uno. Ma a Pioltello, dove chiamava quell'ascoltatore lì, non vivono perché c'è una madrassa. Quindi attenzione anche a uscire. A Pioltello è la scuola dove fanno il Ramadan e nessuno dice niente, anzi dicono tutti dalla CEI al Colle, dicono che va bene così. Ecco, ora qui il nostro problema non è la città cambia, è chiaro che la metropoli cambia, la metropoli vive in quanto si adegua ai cambiamenti, il problema è come cambia. Perché se cambia per migliorare è un conto, se cambia per diventare quarto mondo è un altro paio di maniche. E non ci si può neanche venire a dire ma voi ce l'avete con chi entra con l'immigrazione.
Noi andiamo a cena e chiamiamo gli ascoltatori a cena in un ristorante cinese di un cinese che ha lavorato, si è naturalizzato, è milanese dal suo bel tempo, quasi da subito. Cioè non è quello il punto, non ce ne frega niente, però non è che vai a mangiare in un posto che è la cellula islamica travestita, insomma. Quindi Ecco. sono balle, quelle che fanno per il referendum, le loro ragioni e anche il fatto che la città è in transito, sono tutte palle. Milano è persa, non si può dare delle risposte che hanno già gli ascoltatori. Milano non la ripigli più, lo sanno e non fanno quelle misure che potrebbero fare, non le fa nessuno. Ma il problema è, come diceva Walter, che ti stai riperdendo anche i centri dei paesi, non della città. Questa è un'altra tendenza che io ho verificato anche in Brianza, anche in molti paesi o paesetti o ex paesetti della Brianza. Te hai perso anche quei paesi lì, li stai perdendo sempre più. Non sono più Italia, mettiamola così, tanto per essere sintetici. E a me veniva in mente, quando Walter ci diceva prima, io passo sorridendo, eccetera, che e catapultavo tutta questa cosa su Milano. Milano si è imbruttita, ma non nel senso del milanese imbruttito, che è una maschera patetica, ridicola, ormai fuori dal tempo, no? Quello là che fa il verso al milanese di una volta, cioè non esiste più neanche quella roba lì. Io ogni volta che sento il milanese imbruttito provo tristezza, perché è una maschera grottesca, patetica, fuori dal tempo, è autopubblicità e basta, cioè non c'è niente di quella roba lì. E poi ha fatto il suo tempo già da quando c'era, no? Adesso figurati oggi. Ma si è imbruttita in un altro modo questa città, nel senso che ha perso, secondo me, quello che era un tratto distintivo del suo essere, della sua anima, che era anche una certa eleganza, ma l'eleganza era quella dell'operaio, della tuta blu. Non c'è più quella roba lì, non c'è più. Secondo me proprio si è persa completamente. E l'italiano si è adattato, diciamo, a questo terzo mondialismo imperante, avanzante, galoppante, no? Perché comunque la moneta cattiva, c'è poco da fare, scaccia sempre quella buona, non so se sei d'accordo. C'è anche un altro tratto per come ci sono nato e cresciuto, a differenza per esempio di Roma o di altre città europee. Milano aveva un idem sentire nel municipalismo, cioè la città era veramente un po' di tutti quelli che l'abitavano. Sembra una cazzata, però passavi alla Scala, dicevi questa è anche un po' mia. Passavi al Duomo, passavi a Palazzo Marino, passava un pullman con lo stemma del Biscione visconteo, magari senza metterlo tanto a fuoco, però uno sentiva di questa è anche un po' roba mia, io sono questa cosa, io sono la città, io sono Milano, sono quello stemma lì. Ora, dopo 30 anni di sovrapposizione e di sostituzioni, vabbè, brava gente finché vuoi, però è chiaro che uno che viene da profonda Asia, profonda Africa, così, nella migliore delle ipotesi si adegua, nella migliore, ma non è che può sentire la città come sua, non gliene frega niente. Questo sentimento di appartenenza è totalmente perso ed è una perdita evidentemente è una questione anche irreversibile. banalmente di numeri, no? Perché finché c'era l'egiziano e il marocchino che negli anni 50 arrivava a Milano era un conto, o lo stesso cinese. Quello Adesso sì, quando sì, tu moltiplichi, diciamo, le attività di questo tipo, tu non sei più a casa di un altro, sei a casa tua. Non so se mi spiego, no? Ti dico questa, noi di fronte a Via Porpora, dove abbiamo fatto l'ultima tranche del reportage, del Vallanzasca, avevamo un paio di negozi che negli anni *80 c'era una rosticceria in mano a due fratelli, dove io e Tony andavamo a fare delle feroci discussioni di calcio, il Milan, la Juventus, il Milan che era andato in Serie B e questi li chiamavano le sorelle bandiera, adesso è inutile star lì, è molto lunga. Ogni tanto entrava in questa rosticceria un africano, un nero, che parlavano in milanese questi qua, milanese stretto. Io non lo so se ci fosse nato, se ci fosse entrato. Parlava in milanese stretto questo africano, nero, scuro, con i figli, e sentivi che Milano era cosa sua. Ora io guardavo sabato scorso e lì è tutta un'altra fila di kebab, di cose, è logico che queste cose non cioè si è invertito, il rapporto è totalmente contrario, è invertito. Oggi tu vai nella bottega ed è l'italiano che però non parla più il milanese, ma non sa parlare neanche lo swahili, il lingala
o il Bangladesh non sa parlare, quindi ne deriva una sorta di frattura anche semantica, anche linguistica, perché ognuno poi fatalmente parla il codice suo e non ci si capisce più che tanto. Allora Luigi, importantissima la telefonata del rider di Milano. Ho molte cose anch'io in comune con lui, anch'io ho chiuso un'attività centenaria per gli stessi motivi. Ha trattato un argomento da approfondire, interessando anche i politici di riferimento. Se potete parlatene ancora, ci scrive Luigi. Mentre Giovanni è ancora molto più sintetico, una sola cosa, grazie, scritto in maiuscolo, mentre ci scrive anche il mitico Dino, anche lui si è mangiato lo spaghetto, Dino dalla provincia di Brescia con sua moglie. Lo spaghetto aglio olio è un esempio di integrazione. Salutiamo Dino e la sua gentilissima moglie. Buongiorno Giulio, buongiorno Max. Il reportage è stato straordinario, è stato interessantissimo. Sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla conoscenza di fatti, nonostante siano passati diversi decenni. Grazie, scrive Dino, e noi ringraziamo lui. Ci sono telefonate, c'è una telefonata, la passiamo tra pochissimo. 02 92 94 7222 se volete intervenire, anzi la passiamo subito perché nel frattempo sono arrivati altri 4 messaggi, li leggiamo dopo. Pronto? Buongiorno, sono da Milano, ma sono lì vicino. Sì. Ciao Giulio, sono Francesco di Arona. Ah, eccoci. Ciao Francesco. Il dialetto è lo stesso. Più o meno, insomma, non proprio. Più o meno. Insomma, non proprio, però diciamo l'80% è come il milanese. Più o meno sì, sei lì. Comasco. Ciao Max, allora quello che hai detto tu, che state facendo voi la disamina di Milano come è cambiata negli anni, è vero. Cioè io venivo giù negli anni 90 a Milano tranquillamente da Arona col mio treno, scendevo, andavo in centrale, andavo in Duomo, andavo in via Torino, andavo in giro a comprarmi dischi a destra e a sinistra, famosissimo Bazar di Pippo, che era lì, mi sembra in via Mecenate, se non mi ricordo male, da quelle parti lì comunque. Vai adesso in via Mecenate. Col cavolo, infatti io a Milano preferisco non venire più neanche in treno, in macchina proprio niente. In treno onestamente non vengo giù da tanti anni perché si sentono le cose. Vedevo ieri sera un programma, quello di Giordano, che c'era più o meno un coetaneo mio a Como, è stato cerchiato da 6-7 di questi Maranza qua, 14-15 anni, e era conciato, ma per niente, uscivo fuori doveva prendere delle pizze così. Questi gli sono arrivati addosso e l'hanno pestato, gli ha rotto la faccia, i denti, tutto. Era lì da Giordano ieri sera. E quindi il sentore della non sicurezza si sente, ma quello che poi dopo dice il sindaco di Milano, che è una cosa percepita, perché lui non gira. Tutti i suoi elettori, quella gente lì della ZTL, non vedono, fanno finta di non vedere, gli sta bene così. Però anche queste cose qua vengono notate anche nei paesi, nelle città, tipo anche la mia, così che insomma, specialmente nei weekend si vedono in giro questi ragazzini di 14-15 anni, tutti di seconda, terza generazione, che arrivano col treno che da Milano li caricheranno, non so, a Legnano, Gallarate, a Busto, così, e vengono da Arona e iniziano a fare un po' di problemi, a creare un po' di problemi anche qua. E anche la mia città di Arona, che io ci sono nato, onestamente in tutti questi anni è cambiata, sia dal punto di tessuto sociale, economico, che c'erano delle fabbriche che poi sono state o chiuse o delocalizzate, ma anche come negozi spuntano questi, appunto. C'è una via che è via Torino, che praticamente è un souk, sono ormai tutti loro, no? Barbieri, cose varie, di andare. E anche le frazioni, che sono le periferie delle grandi città, vedo che c'è uno spopolamento perché la gente anziana è morta e molte case lasciate chiuse e poi dopo vanno dentro questi qua, senza contare l'elenco delle case popolari che ha diritto, combinazione in settimana scorsa sul comune di Arona, c'è fuori l'elenco, non c'è un italiano, anche lì c'è da farsi una domanda. Vabbè, comunque il mondo che cambia in peggio, vedremo se si riuscirà a mettere una toppa, insomma, già col referendum mi sembra che hanno capito le persone che non... Io ti ringrazio Francesco anche per la tua telefonata. Ciao Giulio, ciao Max. Buona giornata. Ciao. Il punto qua, Max, è che non è questione che noi, sembrerebbe che noi siamo dei Matusa, no? Quelli che rimpiangono il bel tempo andato, ma questo non è il punto, secondo me. La verità è che questa città
è diventata, è già persa come dici tu, perché per me non è più salvabile, no? Siamo arrivati a un punto tale che non te la salvi più. Ma il problema è che tutto questo è accaduto nella totale, completa assenza di una gestione politica. Io mi ricordo che a Milano la politica era orgogliosa di essere politica municipale, come dicevi te, però forse gli ultimi che hanno fatto quel ragionamento lì sono stati i socialisti. I socialisti milanesi avevano ancora un concetto della città. Dopodiché io non l'ho trovato più questa cosa qua, no? C'è stato un tentativo, diciamo, quello del sindaco Formentini, probabilmente, un tentativo che è stato poi annacquato in mille modi, perché lì sono entrati altri poteri, secondo me, a condizionarne l'azione, ma poi è finita là. Io non mi ricordo più un'appartenenza civica vera, un senso civico quello vero. Che dicevamo prima, e si è perso quello che tutto. dicevamo prima. Però poi c'è un altro problema. Milano era una città produttiva, no? Questo è un altro topos, un altro luogo comune di quelli. Però sono luoghi comuni che qualcosa dicono, perché oggi cosa produce a Milano? Fuffa. Una fuffa che sta facendo crescere enormemente anche gli appartamenti, i valori degli appartamenti, i prezzi, qualità bassissima, come dicevi tu, perché per quella roba, cioè per pagare 25 euro uno dovrebbe attendersi quantomeno in un bar qualcosa di decente, non lo schifo che ti rifilano mediamente. Qualità bassissima, bugigattoli e botteghine di terzo mondo. Oppure capitali, diciamo, importanti, come faceva notare l'ascoltatore, dietro catene grosse di sushi e via dicendo. Da dove arrivano quei soldi? E in mezzo non c'è più niente di produttivo, le tute blu non ci sono più, quello che erano anche i servizi degli anni '80 non ci sono più, perché si dice il terziario, ma che terziario c'è oggi a Milano? Fammi capire che tipo di servizi. No. Quindi diciamo è tutta fuffa. Io mi domando anche quando la fuffa, diciamo, finirà, quando sfiorisce la fuffa e quando le banche e magari le multinazionali di un certo tipo avranno fatto incetta di immobili in tutta la città e saranno le padrone di quello che rimane del tessuto immobiliare di questa città, cosa vedremo dopo? Che deserto del terzo mondo vedremo dopo? Perché questo cosa rimarrà dopo che la fuffa sarà eventualmente scomparsa? Niente. Cosa ti rimane? Niente. Il problema è che questa è una città senza anima. Allora uno dice si rinnova. No, non si rinnova. Ha perso l'anima e basta. Cioè, dopo decenni, secoli veramente di adattamento e integrazione, questa è una metropoli che finisce qua. Diventa un mega slam del terzo mondo, questo diventa. Allora, alla sinistra, alla politica di potere, alla sinistra, diciamola come va detta, la sinistra va benissimo, piace, gode sessualmente del fatto che i Maranza massacrino un ragazzino, della violenza di Spicciola, delle rapine, dello sporco, della degenerazione, dell'abuso, dello stupro. Alla sinistra tutto questo piace. Piace perché è fatta così, perché è tarata, perché ha qualcosa dentro. L'altro ieri la Salis ha mandato un comunicato, un messaggio, non lo so, ce l'aveva con l'America, però insomma dall'America all'Italia, alla Meloni, allora viva il meticciato, fanculo ICE. Sì, il meticciato, ma quale meticciato? A quali condizioni? Secondo quali? Alla destra non frega un cazzo, perché alla destra che non sta in comune, ma sta magari sopra a livello regionale, a livello interregionale, non gliene frega niente, perché loro ti guardano, ridono e dicono ma caro, ma tu non hai capito niente, gli affari sono da un'altra parte, gli affari sono nell'immobiliare, sono nella bolla immobiliare, sono nell'intermediazione, sono nella sanità privata, sono in questo, sono in quello, e quindi non gliene frega niente, sono nei trasporti che non vanno. Quindi alla fine c'è tutta una, ecco, l'unica idem sentire è nel fatto che questa è una metropoli da spolpare il più possibile, a ridere. Tutti questi episodi, per carità, poi il singolo leghista, il coso che si indigna sulla violenza di strada di questi qua c'è ancora, però insomma non fa sistema. Max, c'è una politica che è totalmente indifferente o gode ai fatti di sangue che capitano a quelli che sono rimasti. Max, dicono gli italiani che sono rimasti si devono levare dai coglioni. Abbiamo 2 telefonate, io però ho visto che sono già le 10:57, incredibilmente. Allora, 2 telefonate, chiedo di essere sintetici, poi abbiamo 5-6 messaggi da leggere, devo farcela in 2 minuti. La prima credo sia caduta, presumo. C'è la seconda, pronto? Pronto? Buongiorno. Buongiorno, Dario da Valdobbiadene.
Io torno un po' al discorso del referendum, ma solo come esempio, no? Ogni volta che ci sono delle elezioni, dopo le elezioni, sentiamo il parere di politici e giornalisti che ci spiegano per filo e per segno perché la gente che va a votare è sempre meno. Infatti la loro disamina è talmente precisa che alle elezioni successive la gente che va a votare è di meno ancora, cioè hanno centrato talmente bene il problema per cui la gente non va a votare che la volta dopo ne vanno ancora di meno. Quindi se noi trasportiamo questo esempio, no, su quel che riguarda un po' tutto, come dicevi tu Giulio, sento parlare di rider, sento parlare questo e mi vengono in mente una serie di trasmissioni che potrei fare, è proprio perché dopo le votazioni, tanto per tornare a fare un esempio, ma ripeto, è solo un esempio, se dopo le elezioni chiedessero alla gente normale perché non sei andato a votare, forse la volta dopo avrebbero la soluzione del problema e qualcuno in più andrebbe a votare. Allora, ti ringrazio, poi dobbiamo chiudere qua perché veramente ho 6 messaggi dei quali dar conto. Ti scrivo dall'Alta Brianza, scrive un ascoltatore, noi da un paio d'anni stiamo iniziando a sperimentare, virgolette, problemi da uno di questi. Coccolato tutelato minorenne, residente case popolari, abbiamo avuto risse di piazza. Purtroppo non abbiamo gli strumenti di, virgolette, ricatto del tipo o la pianti o la casa popolare l'abbandoni. I genitori se ne fottono, i vigili possono ben poco. Quel poco spesso non dovrebbero farlo secondo la legge. Sono impuniti. Vediamo se riusciamo a tenere in argine. Non entro nei dettagli. Parlo da insider dell'amministrazione comunale, scrive questo ascoltatore. Un altro, ma io non ho letto questa storia. Ecco, un altro. Fate un reportage sul treno pendolari da Bergamo a Milano dalle 7 del mattino, poi vi rendete conto cosa deve subire un pendolare. Ancora, sono Maria di Ro. Questa sera devo andare al concerto dei Modà a San Siro con mia figlia. Se prima avevo paura, ora ho il terrore. Altro messaggio. L'attuale devi avere paura anche dei Modà, però. Devi avere paura anche dei Modà. Il discorso appartenenza, scrive Cesare, quello che riportate riguardo a Milano sta succedendo anche in centri più piccoli come il mio, Cremona. Certo. C'è in atto una totale rimozione dell'identità culturale e territoriale. E ancora Loredana, acquisto La Verità a prezzo Giordano tranne in TV. Perché? Perché il piccolo servizio che avete fatto lunedì ho potuto seguire perché non ero al lavoro, era essenziale, chiaro e comprensibile. In TV non è possibile seguire servizi con musiche incalzanti hollywoodiane, immagini velocissime, politici che fanno la filastrocca e il giorno dopo non sono conseguente. Vi direi, scrive Loredana, voi fate i servizi seri, vi dico, ma chi ve lo fa fare? Come il commerciante che ha chiuso, beato lui che poteva permetterselo. E ancora, ultimo messaggio, Antonio da Padova. Ciao a tutti, circa i controlli li fanno dove sono più facili, dove possono multare e portare risultati senza rischi, cioè ai normali. Questa cosa la vivo spesso, ho un'utilitaria, un look da omino Bialetti, scrive Antonio, molte volte porto in giro mia mamma novantenne, morale, fra vigili, polizia e carabinieri mi fermano ogni 5 chilometri, non lo so, 50, non lo so, loro fanno il verbale, dimostrano che fermano la gente, se va loro bene multano e evitano tanti problemi nel fermare macchine più problematiche che quando sono all'autostrada vedo passare oltre, scrive Antonio. Allora, ci dobbiamo salutare, però insomma c'è tanta vita da raccontare, però forse ha ragione Loredana, chi ve lo fa fare? Secondo me un minimo di curiosità, se no cosa siamo qua a fare? No. La passione. La passione minimo, è anche minimo. la consapevolezza che facciamo quello che gli altri non vogliono, non possono più fare. Con pochi mezzi però vediamo di farlo. Immagini tu a fare una cosa del genere, le risposte, e però dopo chi te le manda queste cose? Le risposte, le cose. Qui c'è da preoccuparsi. Io continuo a dire che si tratti di sanità, che si tratti di problemi socio-economici, di città che cambiano. Il problema, e ci salutiamo, non è più tirar fuori la verità c'è. Il problema a questo punto è difendere la verità. Ed è un problema più grosso perché a difendere la verità è più sanguinoso, più difficile, ti fanno più male. Allora, grazie a Max Del Papa, grazie a tutti coloro che ci hanno seguito e che sono intervenuti. Grazie a tutti, davvero, buon pomeriggio. Avete ascoltato